cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956? Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo podcast è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Ho sempre amato le storie, soprattutto quelle delle donne che hanno saputo vivere fuori dagli schemi del loro tempo. Donne forti, spesso silenziose, che hanno attraversato epoche rigide, costruendo giorno dopo giorno una libertà possibile. Rachele Padovan è una di queste. È stata bambina e adolescente negli anni 20 del Novecento, a Cortina d'Ampezzo. Un luogo bellissimo, tanto che le sue montagne, le Dolomiti, oggi sono patrimonio UNESCO. Ma anche severo. Un tempo in cui alle donne era concessa ben poca autonomia. Nel 2007, dopo una visita alla casa di Salieto, insieme al fotografo Giancarlo Zuin, ho iniziato a cercare un libro di cui avevo solo sentito parlare. Era un libro intervista realizzato da Franco Volkan, caro amico di Rachele, pubblicato nel 1999, subito dopo la sua morte. Mi accompagnava una curiosità profonda: capire come fosse stato possibile che una donna nubile, nel primo dopoguerra, fosse riuscita a costruire un'attività di grande successo e attorno a sé un cenacolo culturale tanto esclusivo. Quel libro, oramai fuori commercio, l'ho trovato per caso molti anni dopo. Era una mattina di luglio del 2024 in un negozio di libri usati di Padova. Appena tornata a casa ho divorato il libro e ho subito chiamato un'amica. Si chiama Giada Kervatin e di mestiere fa la creativa. Le ho raccontato la mia gioia quasi senza prendere fiato e una cosa sola chiarissima, che quella storia era troppo bella per non essere raccontata. Quando sul telefono compare il nome di Silvia, io so già che posso mettermi comoda. O meglio, che sta per arrivare una di quelle telefonate da cui esci con almeno 7 o 8 progetti nuovi, tutti irrinunciabili e che si intrecciano tra loro. E anche quella volta è andata così. Il timing era perfetto, stavamo lavorando all'ideazione di un evento per il compleanno di Hemingway quando mi ha chiamata. Aveva trovato il libro di Rachele, lo aveva divorato e sapeva già che quella storia non poteva restare lì. Ovviamente mi sono lasciata trascinare subito. Le ho detto, usiamola come filo conduttore, raccontiamo i tanti scrittori che sono passati in quella casa e il modo in cui hanno attraversato il Veneto. A quel punto la mia fantasia aveva già cominciato a galoppare, immaginavo un evento per ogni provincia e per ogni autore, una sorta di mappa letteraria da attraversare a tavola, ma questa è un'altra storia e forse materiale per un altro progetto. Così ho chiamato Anna Ferrarese, la mia socia, giornalista e coautrice di questo podcast insieme a Silvia, e le ho detto aiutaci a fare un po' d'ordine perché qui l'entusiasmo sta correndo più veloce di noi. E da lì abbiamo cominciato a mettere insieme i pezzi. 110 pagine, formato tascabile. In copertina la silhouette di una donna che tira la sfoglia con il mattarello. Le prime pagine sono dedicate all'infanzia. La cortina che emerge è molto diversa da quella che conosciamo oggi. Grazie al permesso della casa editrice possiamo ascoltare alcune delle sue parole. A prestare la voce a Rachele è l'attrice Marica Rampazzo. Mio padre la mattina mi portava un caffè in camera e mi diceva: mi dispiace, ma è ora di alzarsi. Erano le 3:30, le 4 se era estate. D'inverno ci si concedeva un po' più di tempo. Si andava in stalla verso le 5. Noi bambini purtroppo dovevamo sempre aiutare. Era così, non c'erano alternative. In casa non avevamo l'acqua. L'acquedotto non era arrivato fin lì. C'era una pompa nella stalla e quell'acqua era buonissima. Io, anche se ero piccola, ero addetta a pompare. Ricordo soprattutto questo: pompare ancora, riempire secchi, portarli. Secchi pesanti, più grandi di me. L'acqua che scorreva, le braccia che bruciavano. Quando ero stanca, la mia ribellione prendeva una forma semplice e istintiva: la fuga. Scappavo nei boschi. Lì ero libera, raccoglievo fiori, frutti, camminavo senza meta. E per un po' dimenticavo tutto il resto. Ma purtroppo
A quei tempi la vita era così. Ogni aiuto, anche quello di un bambino, era necessario per la famiglia. Si lavorava tutto l'anno per la pura sopravvivenza e non c'era spazio per altro, bisognava lavorare sodo sempre. Io però avevo dei genitori tenerissimi. Erano consapevoli dello sforzo a cui mi sottoponevano, capivano la mia fatica, la vedevano. Non c'era durezza in questo, né indifferenza. C'era piuttosto una necessità più grande di tutti noi. Quel sacrificio, il mio sacrificio, non era richiesto per mancanza d'amore, ma perché era indispensabile. Era parte di una vita che non lasciava alternative e che si reggeva sull'impegno di ciascuno, anche dei più piccoli. Sfogliando il libro a colpirmi sono anche le fotografie, tutte in bianco e nero, i soggetti scontornati. Le figure sembrano fluttuare nella pagina, sospese nel tempo. Ce n'è una del 1935 che la ritrae accanto all'uomo che forse le ha cambiato la vita. Si chiama Giovanni Comisso. Quando arriva a Salieto, Comisso è già uno scrittore e giornalista affermato. Ha viaggiato in Cina, in Giappone, in Siberia, in Russia, in Africa. Ha combattuto la Grande Guerra. È stato a Fiume con D'Annunzio. Ha vissuto a Milano e a Parigi. È grazie all'amicizia con il pittore Filippo De Pisis che negli anni 30 frequenta Cortina e conosce Rachele. Avevo circa 13 o 14 anni quando conobbi quello che col tempo sarebbe diventato forse il primo vero personaggio importante della mia vita. Filippo De Pisis. Alloggiava all'albergo Tiziano e passava ogni giorno sotto casa mia. All'inizio ci si scambiava solo qualche parola di saluto e poi col passare del tempo i dialoghi si fecero più lunghi, più frequenti. Fu così che nacque un'amicizia destinata a durare. Quando passava, spesso veniva a trovarci, entrava nell'orto, sceglieva i fiori, li osservava a lungo e li dipingeva. La mattina usciva sempre molto presto. Era incredibilmente prolifico. Dipingeva ogni giorno un quadro en plein air. A mezzogiorno, rientrando per la colazione all'albergo, si fermava sempre da noi. Mi chiamava. Io a quell'ora ero in cucina, mangiavo, lavoravo e lui mi mostrava ciò che aveva appena dipinto. Ogni giorno un quadro concluso all'aperto. Il pomeriggio credo che lavorasse nella sua camera. L'anno successivo a quello in cui conobbi De Pisis, mi fu presentato Giovanni Comisso, di cui era grande amico. Io avevo 15, forse 16 anni. L'amore per Comisso nacque proprio così, passando attraverso De Pisis. Come racconta la nipote Mina, la famiglia affittava stanze. Comisso ne prese una. La prima volta l'ha incrociato qui a Cortina, lui era venuto a Cortina per vedere Cortina e così, e è diventato ospite, quindi si sono conosciuti, che lei era 18enne più o meno, insomma. Aveva le sue stanze al piano di sopra e poi veniva qui a mangiare, sì, era proprio un ospite pagante, insomma, diciamo anche. Ed è proprio grazie a Comisso che arrivano altri clienti. Passava dei mesi l'estate qui insieme a De Pisis, che invece era in un albergo qui a Campo. Comisso aveva tanti amici, allora venivano gli amici di Comisso e quindi si è allargato il giro così. Allora è venuto Soldati, poi Antonioni con la Monica Vitti. Fino a quel momento Giovanni Comisso aveva vissuto senza risparmiarsi nulla. Aveva cercato esperienze, luoghi, incontri, forse nel tentativo di allontanarsi dal conformismo di allora della sua Treviso. In un articolo pubblicato nel 1940 sul settimanale Oggi si definisce un poeta fotografo. Ed è una definizione che gli somiglia, perché come una fotografia i suoi libri trattengono frammenti di vita, ma senza mai restare immobili. Tutta la sua scrittura nasce da un serbatoio di ricordi, di viaggi, di odori e di colori. È da lì che prendono forma i suoi libri più noti: Il porto dell'amore, Gente di mare, Un gatto attraversa la strada,
che nel 1955 vinse il premio Strega. Storie che non raccontano solo luoghi, ma un modo inquieto e appassionato di stare al mondo. È facile immaginare quanto dovessero apparire straordinari questi racconti agli occhi di Rachele. Lei, così giovane, che da Cortina non si era ancora mai mossa, abituata al lavoro duro, alla fatica quotidiana, ma animata da una curiosità profonda. Anche se aveva dovuto interrompere gli studi per aiutare la famiglia, Rachele, come ci racconta la nipote Mina, leggeva tutto ciò che riusciva a trovare e divorava uno dopo l'altro anche i libri che Comisso le suggeriva. Lei leggeva moltissimo, cioè è una donna che si è fatta da sola come istruzione, come cultura, ed era molto colta. Lei amava molto la poesia e di qui la passione per gli scrittori, per i poeti, eccetera. Leggeva di tutto e di più, da libri classici della letteratura a poesie. Mia nonna, che all'epoca aveva 80 anni, quindi essendo mia nonna non era certo una donna istruita, colta diciamo, però insomma sapeva leggere e scrivere e tutto. Lei a 80 anni leggeva Pascal. Voglio dire, era acculturata in quanto la figlia era acculturata anche lei. Quindi lei si è riletta la Divina Commedia da sola. Cioè, questa io l'ho vista, l'ho vissuta queste cose, insomma. Sia la nonna che la zia, quando avevano tempo, avevano sempre i libri in mano, insomma. Io leggevo avidamente i giornali letterari. Leggevo tutto quello che riuscivo a trovare. In me c'era già il seme dell'interesse. Volevo sapere, imparare, conoscere. Era un bisogno profondo, non ancora definito ma costante. Certo, allora non esistevano in paese i mezzi per istruirsi davvero, non c'erano opportunità né percorsi strutturati. L'accesso al sapere era frammentario, affidato a ciò che capitava fra le mani, alla curiosità personale, alla tenacia. Era un contesto completamente diverso da quello di oggi. Un tempo in cui il desiderio di conoscenza doveva trovare da solo le proprie strade, e spesso in salita, ma proprio per questo è ancora più radicato. Tra Rachele e Comisso nasce un legame profondo, una vera affinità elettiva. Di lei scriverà: Rachele rappresentava la purezza e la semplicità, come se le nevi e l'aria di quel luogo si fossero trasfuse in lei. Un amore mai compiuto, ma reale, tanto che, come ricorda Mina, si parlò anche di matrimonio. Non parlava molto di queste cose sue, intime, per cui io sapevo, perché ho vissuto anch'io qualcosa di Comisso, quando era qui, che già era avanti con la storia. Loro sono stati fidanzati per anni, ma quello che ricordo io è che Comisso era qui in casa e mi diceva: vieni qui e chiamami zio Giovanni, perché io mi sposerò la Rachele e me la porto via. Chiaramente la Rachele non poteva andare con Comisso, farsi portare via, perché aveva due nipoti, genitori, tutta una casa da mandare avanti e non aveva certo il tempo di andare via, insomma. Nessuno può sapere come sarebbe stata la vita di Rachele insieme a Comisso. Sta di fatto che non sposò nessun altro. Paola Franco, consultrice dell'Accademia Italiana della Cucina ed esperta di storia locale, ci conferma che proprio rimanendo nubile, Rachele poté conservare una libertà rara per una donna di montagna. Rachele non era sposata, però il fatto di essere così bella autonoma ha fatto sì che lei comunque sia passata in maniera meravigliosa, perché avere una donna una forza incredibile. Lei governava le bestie, governava l'orto, conosceva perfettamente le piante, la frutta, i funghi. E Rachele, teniamo presente che è nata appunto prima decade, diciamo, del Novecento. E nell'Ottocento qui addirittura le donne erano totalmente sottomesse al marito. Loro cucinavano, lavoravano nei campi, allevavano i figli, si lavano, facevano tutti i lavori e basta, insomma, cioè non è che avessero altre possibilità. I mariti non è che li considerassero un granché. Erano sottomesse da quel punto di vista. Se anche uno va a vedere le foto vecchie della seconda metà dell'Ottocento, della Fienagione, non vede uomini al lavoro, vede donne che falciano,
donne che rasprellano, donne che raccolgono il fieno. Ecco, Rachele è diventata una razzola innanzitutto perché è entrata in articoli, è entrata in libri anche in cui è stata ricordata. A raccontarci qualcosa di più di questo legame è anche un'amica cara di Rachele che ha condiviso con lei tempo, parole e silenzi. Si chiama Bruna Maria dal Lago Veneri. È antropologa, giornalista ed è stata la prima traduttrice italiana di Hermann Hesse. Oggi ha 91 anni. Nel suo libro 12 incontri una vita, pubblicato nel 2012, torna anche su Rachele e lo fa con uno sguardo che non cerca spiegazioni definitive, ma lascia affiorare i ricordi, così come vengono, per frammenti, per immagini, per esitazioni. Leggo dal suo libro. Allora, farla parlare di Giovanni Comisso a volte era facile, altre volte no. In certi momenti Rachele si apriva, in altri si nascondeva dietro motti, metafore, frasi lasciate a metà. Giovanni Comisso voleva sposarmi, ma io gli ho detto di no. Diceva così, all'improvviso, come se fosse un dettaglio qualunque. Quando si parlava di Comisso, Rachele non seguiva mai una linea dritta. Si lasciava prendere da aforismi, da flash, da conversazioni lampo, oppure partiva sempre da molto lontano. Tornava quando aveva circa 16 anni, la vita divisa tra la stalla e la casa. La gioia di scappare fuori, di stare nella natura, ma anche il peso enorme delle cose da fare. Una madre malata, la legna da raccogliere, il grano da mietere e tagliare, poi il lino, la canapa, da preparare, filare, tessere. Bastava una parola, un ricordo, e il discorso prendeva un'altra strada. A volte sembrava un modo per tornare indietro, altre volte per fuorviare, per allontanare una pena, un segreto. E allora via con il racconto di quando in Ampezzo si seminava la canapa, il lino, di come si lavorava la terra, di come si viveva. E poi si fermava. Alla fine la risposta su Comisso se n'era andata, dispersa come fumo tra le spire del racconto. Io, da Rachele, di Comisso ho saputo solo questo, che era un meraviglioso matto e che lei lo conservava sempre nel cuore. Da Mina sappiamo anche questo. A un certo punto, per ragioni che non conosciamo, la frequentazione tra Rachele e Giovanni Comisso si interrompe, senza spiegazioni, senza racconti ufficiali. Restano per un po' i libri e soprattutto le dediche. Ce n'è una che colpisce più di tutte, conservata in una fotografia raccolta nel libro di Volkan, quello che per tanto tempo avevo cercato. Comisso scrive con un corsivo sicuro. A Rachele, che mi vide apparire nella sua terra da un campo di fave, ed io ero al finestrino del treno. Da allora non tramontammo né l'uno per l'altra dal cielo della nostra amicizia e oltre. Il tuo Giovanni. Cortina, 1962. Oltre alle dediche ci furono molte lettere, quelle però non esistono più. Un cassetto enorme di un vecchio mobile, un bel giorno la zia l'ha portato qui in cucina e una alla volta ha bruciato tutte le lettere di Comisso. Per cui quello che adesso potrebbe essere stato un libro meraviglioso è finito così. Di sicuro, in quel falò casalingo abbiamo perso un carteggio inedito, ma la traccia del loro legame non si è mai persa. Se questo racconto vi è piaciuto, non perdetevi il prossimo episodio. Avete ascoltato Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle. Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Mina Buscicchio Balsamo, Marica Rampazzo, Paola Franco, Bruna Maria dal Lago Veneri e al comune di Cortina d'Ampezzo.